Elizabeth Taylor è stata una regina nel grande schermo hollywoodiano. Ha interpretato personaggi femminili ingabbiati nell'amore, donne passionali e consapevoli dei moti del cuore, disposte a sacrificare tutto per i sentimenti. 3 donne imprenditrici del Nord-Est sono partner dell'evento intitolato Omaggio a Elizabeth Taylor, iniziativa del Wilford Consortium di Milano, presieduto da Marco Eugenio Di Giandomenico e che vede inoltre la collaborazione con Fondazione Terra Italia di Milano. Antonia Sauter, Sara Marchi e Orietta Soldo sono 3 straordinarie donne che regaleranno durante la manifestazione incredibili incanti e suggestioni legati alle eccellenze del Made in Italy. Siamo in un posto molto cinematografico in un certo senso, a parte per i colori, che proprio da cultori del cinema, e poi come ogni posto cinematografico che si rispetti il set va preparato e noi lo abbiamo preparato, lo stiamo ancora preparando, in maniera, se vogliamo, direbbe qualcuno, addirittura interdisciplinare, con molti colori, molte idee, molti personaggi, molte fantasie. Io comincerei questa bellissima serata intanto con un applauso, ma un applauso che direi intanto al personaggio che noi commemoriamo oggi, che è Liz Taylor. Un applauso a lei. Poi chiaramente una menzione merita Federica Repetto, che è stata giornalista conosciuta dai veneziani, personaggio integratissimo nel tessuto sociale. Darei il via, poi riprendiamo altri saluti, con l'audiovisivo. Il gioiello per la donna, oggi e sempre, è il completamento della femminilità, è l'espressione dell'umore della giornata ed è un mezzo per comunicare emozione e soprattutto per riceverne, magari dall'uomo. Selecta Oro ha rotto tutti i canoni e quindi non è più un'oreficeria classica, ma è un'oreficeria che cerca di copiare i cinesi nei costi e Cartier nella qualità. Quindi dobbiamo soddisfare la femminilità e il piacere di tutte le donne a costi bassissimi e ci stiamo riuscendo. Ho voluto portare alcune delle mie regine per ricordare e rendere omaggio a questa straordinaria regina di Hollywood. Chi non ricorda la straordinaria interpretazione di Cleopatra è ancora nei nostri cuori e nelle nostre anime. Era bella, con questo sguardo magnetico, elegante, realmente unica. E anche nell'immaginario di una piccola ragazzina, una bambina, quale io ero, e forse con un sentiero, con un percorso di costumista già segnato, quando visualizzavo, quando immaginavo, quando sognavo Cleopatra, la vedevo con le sembianze di Elizabeth. Una grandissima donna, una grandissima attrice, una grande regina. Perché cosa significa essere regine? Non occorrono corone, non è il potere, non è nemmeno l'indossare degli abiti sontuosi. Essere regine è una condizione dell'anima. È per questo che ho voluto dedicare il mio prossimo ballo del Doge alle regine, o meglio, all'essenza delle regine. E quindi si intitolerà Queen's Essence, dedicato a tutte le donne che sono regine dell'anima e a tutti gli uomini che sanno riconoscerle. Vorrei tanto ci fosse ancora Liz Taylor per poterla invitare al mio ballo. Lei era davvero una grande, vera regina dell'anima.
Questa è una splendida serata dedicata appunto alla famosa attrice di Hollywood Elizabeth Taylor, a cui partecipo con le mie bollicine, il mio prosecco Ruzzini, che fa parte della mia tenuta, che è a Conegliano. Qui il grande maestro Ludovico De Luigi, che tra l'altro siamo anche amici, mi ha omaggiato per l'evento di questi splendidi magnum raffiguranti 2 splendidi cavalli, e sono stati ripresi gli occhi della bellissima attrice Elizabeth Taylor. Tornando alla mia azienda, è un'azienda nuova che mi sono avvicinata da poco nel settore del vino, perché mi sono appassionata di queste splendide colline che ci sono appunto a Conegliano. E la mia azienda comprende 100 ettari di vigneto, sono quasi tutti prosecco. Tra breve impianterò altri 15 ettari di prosecco alle porte di Conegliano. L'azienda è in fase di ristrutturazione, stiamo quasi terminando tutti i lavori. Grande serata, veramente di successo. Io pensavo di offrire un cocktail a un po' di amici per fare un po' così di bisbocce su Liz Taylor. È diventato un grande evento con personaggi del cinema, dello spettacolo, insomma una cosa molto bella. Poi siamo tra l'altro in una cornice unica che è quella della Biennale, con dei costumi anche loro unici, grazie alla Sauter. Abbiamo anche queste foto inedite che abbiamo ingrandito, insomma un omaggio sentito, tutti zitti a vedere il video come dire, quasi in contemplazione, quindi le cose funzionano quando non c'è il vociame, non c'è il cellulare, c'è attenzione. Il film è un docufilm inedito che è piaciuto a tutti, abbiamo anche introdotto delle immagini della Taylor durante le premiazioni sui 2 premi Oscar, quello per La Venere in Visone e quello per Chi ha paura di Virginia Woolf, 61 e 67, e poi abbiamo come dire, dato un tributo a delle immagini inedite della Taylor nei rapporti con la Callas, perché abbiamo scoperto grazie a Bruno che loro erano molto amiche e loro frequentavano Venezia, quindi è veramente un evento della venezianità, della mostra del cinema, un evento che andava fatto. Me ne rendo conto oggi, non pensavo che andasse così, sono, come dire, anch'io felicemente sorpreso e che dire, lo faremo, io pensavo in un teatro importante, non faccio nomi, perché la Taylor ha fatto dei lavori con Zeffirelli importanti, tra cui la Bisbetica Domata, che è di Shakespeare, che ha vinto numerosi premi, tra l'altro forse anche il premio qui a Venezia, e quindi chissà se Franco Zeffirelli starà bene, chissà, magari facciamo una serata commemorativa su un altro aspetto di una diva così veramente eclettica che è sempre da scoprire. This year there were many magnificent performances by actresses. The 5 nominated were Rhea Garson in Sunrise at Campobello, Deborah Carr in The Sundown. Please. Elizabeth Taylor